Confusione e rabbia. Queste le parole maggiormente usate tra Montecitorio e Palazzo Madama. Ad esprimerle deputati e senatori protagonisti e spettatori loro malgrado di un'estate che sarà consegnata alla storia come tra le più pazze della politica italiana. Un paese non ha bisogno di continuare a vedere dei rappresentanti dei propri cittadini andare a fare spot continui per le spiagge di qua e di là. Io credo che abbiamo bisogno di essere governati in maniera seria, corretta e soprattutto coerente. Che sembra mancare almeno alla Lega, che dopo aver portato alla crisi un governo dove aveva forza e credito, ora pare stia facendo di tutto per riallacciare con il Movimento 5 Stelle, che dal canto suo sta tentando di dialogare con un partito democratico spaccato in due e per questo litigioso al suo interno. E già oggi, dopo il primo contatto dei Dem, la conferma di una strada tutta in salita. Se è un vero governo di svolta, io penso che dobbiamo investirci e che dobbiamo giocarci questa partita. Altrimenti prontissimi ad andare al voto. Scelte romane che interessano in non poco Veneto e Veneti, come ricorda l'onorevole Barato dal suo osservatorio della Commissione Finanze alla Camera. Rischiamo la salvaguardia dell'IVA, che rischiamo un 3% dell'aumento dell'IVA, vuol dire in media da 600 a 1200 euro in un anno per famiglia. E poi c'è la questione autonomia che vede i parlamentari veneti particolarmente arrabbiati col governo uscente e poco speranzosi per il futuro. Chi ha governato finora l'autonomia doveva portarla a casa perché avevamo un ministro, avevamo tutto. Credo non sia stato fatto quello che bisognava, che doveva essere fatto. Il tema dell'autonomia non deve essere un tema che non entra nella prima pagina delle priorità. Ridimensionare le pretese, ma di fare un passo in ragione della gamba. E in questo presente politico la confusione passa anche per i partiti, ad iniziare da Forza Italia. Anche noi all'interno nostro dovremmo rivedersi, perché credo che un centrodestra deve nascere forte per l'Italia, altrimenti questo paese fallirà come sicuramente è nell'orizzonte.